Allora, rieccoci insieme, vogliamo chiudere il cappello di chiusura importante e quindi dare anche una decina di minuti di tempo per spiegare questi temi, perché poi volevo anche con lei affrontare la questione del bullismo in carne e ossa, perché si è manifestato anche questo, per cui e la dottoressa Battaglia ha detto di bullismo si muore, attenzione, quindi non stiamo parlando di cose di poco conto. Prego, ti ho tolto la parola. Di bullismo si muore, è vero, si muore, oppure se non si muore si sopravvive. Quando parlo di numeri che non arrivano agli onori della cronaca, sono quei numeri che tutti i giorni noi vediamo nelle scuole. Molto spesso ci capita di... O che molti non vedono neanche, Che molti fanno finta di non vedere. Fanno finta di non vedere perché il dolore quando arriva, quando lo guardi, non ha né un peso né una forma. Il dolore è devastante in chi lo prova ed è altrettanto devastante in chi riesce a vederlo. Perché il dolore si vede. Lo puoi vedere, lo vedi negli occhi dei bambini quando vai a scuola, te lo dicono, te lo raccontano. E allora servono interventi che devono necessariamente essere strutturati su misura di ogni necessità. Esatto, ma quindi voi andate in Parlamento, tanto in Senato, andremo anche in Parlamento. Esatto, andrete anche in Parlamento con tutte le procedure, ma per spiegare ai nostri telespettatori, per ottenere una normativa, una legge che stabilisca delle punizioni, delle pene, che cosa vorreste? Allora, la norma... Sì, è necessaria, ma non è sufficiente solo la norma. Andare in Senato ed essere lì, in quel luogo, in quell'istituzione, è necessario per aprire con le istituzioni un dialogo. Deve esserci necessariamente tutto il mondo politico, indipendentemente da quello che può essere il colore, il credo, l'adesione. Certo, coinvolgere, insomma. Coinvolgere tutti quanti, perché questo è un problema che riguarda tutti, perché quegli stessi bambini che oggi noi diciamo non hanno alcun potere decisionale, certo, domani siederanno su quei banchi di quegli uomini politici. Come potrebbero diventare? Quindi a ritroso una persona che magari ha subito certe cose, come si può riconoscere che è diventata? Quindi un bambino, ragazzino, adolescente che subisce violenza e che non sa farsi anche ragione di questo, o un bambino che subisce atti di cyberbullismo, che adulto rischia di diventare? Beh, rischia di diventare o un adulto vittima per sempre, quindi continuerà a subire, perché un aspetto fondamentale è questo. Molto spesso oggi mi trovo a confrontarmi con molti genitori che cambiano scuola. Sì, è la prassi più gettonata, cambiare scuola, anche su indicazione di alcuni professionisti. Ma nel momento in cui noi facciamo cambiare scuola ai nostri figli, non facciamo altro che alimentare quella paura. E allora ricorre sempre quella stessa problematica che andrò a trovare anche in un'altra scuola, ma non perché è colpa di quel bambino che è vittima. Quel bambino che è stato vittima avrà paura di relazionarsi in un nuovo ambiente perché non ha risolto quella difficoltà. E allora attraverso quel meccanismo di difesa, che non è un meccanismo di difesa, che è la fuga, li abituiamo a fuggire tramite poi alimentando in loro la paura davanti a qualsiasi difficoltà. Che adulti potranno essere? Degli adulti incapaci di trovare delle soluzioni, degli adulti incapaci di potersi affermare a livello lavorativo, degli adulti a loro volta fautori di violenza. Infatti questo anche pensavo, perché chi subisce violenza a volte anche in famiglia, poi è capitato che non apriamo questo capitolo, con un altro capitolo altrettanto importante, rischiamo che abbia come reazione quella di perpetrare questa violenza. Assolutamente sì, assolutamente sì. Dobbiamo necessariamente avere il coraggio di assumerci ciascuno le nostre responsabilità e lo possiamo fare solo noi che apparteniamo al mondo educativo. Chi si occupa di fare educazione ha l'obbligo morale, civile e da cittadini di agire in maniera tale che si possano creare dei percorsi di crescita sani. Però non è così semplice, no. Assolutamente. Non è così semplice e io chiedo appunto a questo proposito alla dottoressa Battaglia che ci sta seguendo, quando abbiamo davanti questi, quindi ritornando al discorso bambini, adolescenti, violenti o violente, e qui mi rifaccio a fatti di cronaca, violente e non da sole ma in gruppo,
Che cosa dovrebbe fare la famiglia delle violente quando a un certo punto sono state individuate, o dei violenti che sono stati magari ben individuati precisamente, si sa che tuo figlio, tuo nipote, tua figlia sono così, che tipo di atteggiamento, cosa deve fare il genitore, la famiglia o la scuola? Il genitore innanzitutto deve riconoscere la colpevolezza e la violenza, perché a volte assistiamo proprio a dei muri totali, cioè famiglie che non riconoscono assolutamente, perché il branco ha una logica deviante, ha veramente una violenza spaventosa. Le dinamiche del branco, che nel bullismo avevano sicuramente un'attenzione prioritaria, io le ho sviluppate a livello europeo in questo testo. Io non ho paura, storie di vittime di bulli. E la difficoltà trovata in Europa, non solo nel nostro suolo nazionale, è stata proprio quella da parte delle famiglie di considerare gli atteggiamenti violenti promossi e mossi dai propri figli. Quando prima ho utilizzato un termine tecnico e ho detto assolutamente dobbiamo essere contrari agli etichettamenti eufemistici, cioè utilizzare un nome per cercare di sminuire una situazione. Assolutamente non va bene. Se la famiglia dice, vabbè, ma mio figlio ha fatto solo una ragazzata, non è una ragazzata, la ragazzata ha un nome, può essere un crimine e come tale ovviamente deve essere valutato e ci saranno poi delle conseguenze. Quindi la grande difficoltà nel bullismo è proprio quella che prevede nelle famiglie l'accettazione di situazioni gravose, di non adesione alle regole, soprattutto quando viene agita o gestita all'interno del branco. A livello europeo, questi due testi che sono Battle, lo dico in italiano, battaglia contro il bullismo a scuola, oppure questo sempre testo europeo, tant'è che la pubblicazione l'ho fatta in inglese, dice strategie per combattere il bullismo. E guardate che ci siamo allineati tutti i paesi d'Europa, tutti i paesi. Solo 2 hanno stretto un po' le maglie e sono più severi all'interno di queste situazioni: Portogallo e Slovenia. Ed è cambiato Poi, qualcosa? Ed è stato meglio? No, i risultati sono uguali. I risultati ex post sono uguali, anche se hanno stretto le maglie dal punto di vista giuridico, i risultati però sono uguali, perché ormai col cyberbullismo la situazione è sfuggita di mano. E a proposito di cyberbullismo, l'Europa sta lavorando anche con nuove leggi, ma santo cielo, se a livello di marketing, a livello imprenditoriale, industriale, si stanno snocciolando davvero un'infinità di leggi a tutela di. Quindi è giusto che l'Europa intervenga anche a tutela di una salvaguardia web. E anche l'ONU nell'agenda 2030, e sono veramente molto felice di questo, ha sottolineato che ci sarà una grandissima attenzione ai diritti dei ragazzi, ai diritti civili dei giovani. E questo è importante, perché nel momento in cui tu divieni bersaglio
diventi un individuo senza diritti, non puoi più aggrapparti a nulla. Quindi ben venga che anche l'ONU abbia un'attenzione così forte, precisa, mirata nei confronti dei diritti sociali dei giovani. Assolutamente, questo è quello che ha detto lei è anche molto importante, auspichiamo appunto che si possa divenire a qualcosa di diverso. Siamo giunti al termine, una battuta di chiusura, dottoressa Figlieri, la lascio a lei. Cosa si auspica e soprattutto quanto è importante anche quello che lei fa, voi fate con la Fondazione Libra? Beh, allora, proprio velocissima. Sì, io credo che sia fondamentale quello che facciamo non solo noi, ma tutti quelli che si muovono in questo ambito per questo problema. Tutti i membri del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Libra hanno l'obiettivo comune di poter intercettare, quindi agire in maniera preventiva sia a livello primario che a livello secondario. Quindi se ci sono delle persone, degli adulti che ci seguono, che speriamo anche di sì, ma speriamo che non abbiano coinvolgimento, cioè non siano a conoscenza di fatti di questa gravità, perché purtroppo dispiace moltissimo, possono rivolgersi anche eventualmente alla Fondazione Libra, che è presente sul territorio. Siamo presenti sul territorio, a Padova abbiamo il Centro Europeo per il contrasto al bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, che è nato ormai 3 anni fa, siamo in via Fermi, 3 a Padova. Operiamo però su tutto il territorio nazionale. Perfetto. Con l'attivazione di poli operativi. Benissimo, dottoressa Figlieri, dottoressa Battaglia, io vi ringrazio del vostro prezioso contributo, che è stato molto importante per spiegare una questione estremamente complessa, difficile ma anche molto delicata, e che bisognerebbe parlarne di più, secondo me, diffondere, divulgarla di più, fare anche cultura di questo in modo che tutti abbiano degli strumenti per poter aiutare chi si trova in queste gravi difficoltà.